Buonasera a tutti, Buonasera. buonasera. Come vedete oggi siamo in molti cercheremo di essere brevi in modo che poi i ragazzi durante il momento in cui vedranno questa presentazione del festival possano rientrare nella famosa ora scolastica. Allora, la cosa anno 2023, 13ª edizione. Alle spalle abbiamo circa 200 film e tantissime attività fatte assieme. Quest'anno inizierà dal 13 di novembre e ovviamente finirà l'11 dicembre con la premiazione del festival. E quindi di tutti i film in concorso. Intanto voglio salutare tutti i ragazzi che parteciperanno, voglio salutare chi deciderà di condividere con noi anche quest'anno il festival e ovviamente devo un po' fare i ringraziamenti di rito. Allora, quest'anno ovviamente ringraziamo chi ci ha patrocinato e devo dire che anche quest'anno hanno creduto in noi in tantissimi territori di tutta Italia. Perché noi parliamo di territori? Perché in realtà il nostro festival va su tutta Italia, su tutte le scuole d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Proprio oggi è arrivato uno degli ultimi patrocini, ad esempio della Sardegna, perché abbiamo anche dei ragazzi in Sardegna. Allora li dico tutti velocemente. Intanto ringraziamo il Ministro della Cultura che gentilmente appunto ha creduto in noi e il Ministro del Turismo che ovviamente proprio per questa per il fatto che il festival è un festival di tutto il territorio, è importante sapere da dove veniamo tutti. Ovviamente la nostra regione, la Regione Veneto, che contribuisce anche economicamente al nostro festival, che è che ormai è ovviamente è uno dei festival più grandi e più importanti per i ragazzi di tutta Italia, se non del mondo. Ovviamente anche tanti altri patrocini e ringraziamo la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania e dico sempre che sono tantissimi i ragazzi che provengono da queste regioni, la Regione Marche, la Regione Molise, la Regione Piemonte, la Regione Puglia, la Regione Toscana, la Regione Umbria, la Val d'Aosta e la Regione Sardegna. Ringraziamo anche il presidente che non è potuto essere qui con noi, il presidente della provincia di Treviso, che comunque conosceremo durante il festival e ovviamente passo ai comuni perché pare impossibile, ma realmente noi facciamo parte di comuni che si impegnano non solo per mettere a posto le strade, ma anche per quello che è un aspetto culturale e formativo per i ragazzi. Quindi inizio noi abbiamo qui il sindaco, ma non vuole farsi vedere, il nostro sindaco di Vittorio Veneto e quindi ringraziamo la città di Vittorio Veneto che ci ha dato il patrocinio e vado per ovviamente ordine alfabetico come si fa a scuola. Ringraziamo tanto il sindaco del comune di Belluno e la giunta, il sindaco di Cappella Maggiore, il sindaco di Colle Umberto, il sindaco e la giunta, ovviamente tutta la giunta perché decidono tutti insieme, di Conegliano, della città di Conegliano, il comune di Cordignano, il comune di Falcade che è in montagna, il comune di Fregona che è qui attorno in un bellissimo luogo collinare, il comune di Revine Lago che è qui vicino con una serie di laghi interessanti e questi sono i comuni che hanno creduto in noi e che credono che l'aspetto formativo, l'aspetto educativo per il festival sia fondamentale proprio per chi abita nei territori di queste città. Ovviamente abbiamo anche dei patrocini o comunque delle collaborazioni importanti. La Proloco di Vittorio Veneto ha sempre creduto in noi e quindi ringraziamo il presidente e tutti ovviamente i membri del direttivo che ci hanno dato questa possibilità e che ce la danno da molto tempo, che ci fanno anche un po' di
pubblicità quando abbiamo da mettere in attivo tutto. Abbiamo dei social partner importanti quest'anno, i Tantando appunto dalla regione della Val d'Aosta, che è un'associazione che si interessa soprattutto di musica sia per i bambini che per gli adulti, ma anche fa tutta una serie di attività con il mondo, con una parte del mondo che a noi è lontana, che è l'Africa, la Federazione Italiana Adoces, e questo sarà un incontro importante che faremo perché in realtà sarà un momento in cui capiremo come donare le cellule staminali, quindi l'Adoces italiana, ma anche l'Adoces trevigiana. Ringraziamo per il contributo la Banca della Marca, speriamo che arrivino altri contributi da qui al 13, ci farebbe molto piacere. Un partner tecnico che noi ormai abbiamo da molti anni, anzi direi da quando è iniziato il festival, che è l'Eliografia Lezier, che stampa le nostre immagini, e ovviamente abbiamo la fortuna di avere quest'anno un media partner che è oggi Treviso. Il gruppo è il quindicinale, oggi Treviso, che ovviamente ci farà da voce a questa edizione del festival. Basta, mi fermo perché è noiosa questa cosa qua, mi dispiace. Io in realtà devo ringraziare qualcuno di molto importante, che sono tutti questi ragazzi che voi vedete dietro. Non sono tutti, perché alcuni sono dall'altra parte delle telecamere, e sono i ragazzi volontari del festival che lavorano tutto l'anno per appunto riuscire a gestire, a preparare, ad avere i rapporti con le scuole, con i professori, con i registi, con i film, perché anche quest'anno sono arrivati 600 film, abbiamo dovuto fare una schermatura, siamo arrivati alla fine a sceglierne 12. Quindi i ragazzi volontari sono tutti questi, ma noi diciamo sempre che ci sono altri volontari. I nostri sono giusti, è il numero giusto per lavorare insieme tutto l'anno, e perché noi abbiamo una sede in cui arriviamo e gestiamo tutta questa attività, ma i volontari che noi richiamiamo come volontari sono anche i professori che ogni anno si iscrivono, ogni anno danno il loro contributo sia durante l'iscrizione, sia durante ovviamente tutte le dirette che noi facciamo. Qua accanto io ho Giacomo e quindi vi presento nome per nome, insomma, sì, Giacomo, Alessandro, che sentirete darà voce ad alcuni personaggi dei film in concorso, Iris, che vedrete più spesso quest'anno, ma poi spiegheremo io e Giacomo perché, Benedetta, che è qua accanto a me, la vedete un po' scura, e Agata, che è una voce che sentirete appunto durante i film. Dietro le telecamere ci sono altre tante persone. Beatrice, tutta la parte tecnica, ovviamente il vicepresidente del festival, il vice direttore del festival, il vicepresidente dell'associazione, Emanuele De Marco, che è in questo momento in regia e che sta decidendo quale delle telecamere e come stiamo funzionando. Quest'anno abbiamo una new entry, Federico, che farà lo stage appunto universitario, perché noi spesso insomma accogliamo i ragazzi che fanno gli stage. Anna Probst, che è qua dietro, che è appena arrivata dal lavoro di corsa e quindi è qui con noi, ecco. E Giacomo appunto l'ho già detto, ma insomma ce ne sono altri che oggi purtroppo non hanno potuto venire per altri impegni. Quindi ringraziamo i professori, che sono i primi forse volontari che il festival può avere. Ma adesso andiamo subito, immediatamente a bomba, giusto Manuele, a presentare i film che ci sono. Ecco, già Jackie sta andando a dare il microfono, i film di ogni fascia, perché quello che interessa agli insegnanti è cosa vedranno i nostri studenti. E sapete che il festival è un festival, e io non l'ho detto oggi perché do per scontato, è un festival che vede appunto 12 film suddivisi in 4 fasce, ogni fascia
è una fascia legata a un'età. I film quindi scelti sono suddivisi in base alle fasce d'età. Immediatamente quindi passo la parola a Alessandro per la presentazione dei film in concorso. Presentiamo appunto i film della fascia Sant'Augusta per i bambini delle elementari, appunto dagli 8 agli 11 anni. Presentiamo a voi i film della fascia Montebaldo rivolta ai ragazzi delle medie dagli 11 ai 14 anni. Ed eccoci qui con i film della fascia Pizzoc dai ragazzi dai 14 ai 16 anni e quindi del biennio. Ecco a voi i film della fascia Visentin rivolta ai ragazzi del triennio e agli adulti.
Ecco, avete visto tutti i film che saranno presentati al festival. Il festival quindi come si strutturerà da un punto di vista di visione? Tutte le settimane ci saranno 4 film, uno per la fascia Sant'Augusta, uno per la fascia Montebaldo, uno per la fascia Pizzocca e uno per la fascia Visentin. I link per vedere i festival, per vedere i film arriveranno tra un po', la prossima settimana. La visione dei film sarà dalla mattina del lunedì alle ore 8 fino alla domenica a mezzanotte. Poi il link verrà chiuso, quindi vi preghiamo come festival di riuscire a vederli durante la settimana. Avete tutta la settimana a disposizione, quindi veramente cerchiamo di essere a qualsiasi ora e in qualsiasi momento del giorno potete vedere i film in concorso. È importante questo, che li vediate tutti, perché i film poi dovete giudicarli. La giuria dei ragazzi, che sono tutti i ragazzi che partecipano al festival, classe per classe dovrà giudicarli. Avrete una valutazione da fare alla fine della 4ª settimana del festival. Voi vedete dietro la nostra schiena, dietro la mia schiena, c'è tutto il calendario del festival che arriverà a tutti voi e ovviamente i film in concorso, gli ospiti e tutto quello che succederà durante il festival. Quindi avrete in mano tutto quello che succederà dal 13 all'11 dicembre, dal 13 novembre all'11 dicembre. Ricordo che sarà probabile che ci siano degli spostamenti, perché faccio l'esempio, quest'anno noi abbiamo un film appunto israeliano, abbiamo contattato ovviamente il regista e in realtà per la situazione che sta accadendo non sarà facile riuscire a fare un collegamento con loro. Addirittura posso dire che è ormai una settimana che non riusciamo più a sentirli, perché noi settimanalmente con i registi che appunto con cui abbiamo a che fare e che gentilmente danno i loro film al festival, e quindi settimanalmente li sentiamo. Purtroppo questa settimana il regista non ha dato segni e quindi siamo anche molto preoccupati per questo. Ecco, detto questo, arriviamo al festival, perché il festival è fatto dalla giuria dei ragazzi, ma è anche fatto da una giuria di qualità che certifica i film, che dà un indirizzo che spesso è diverso da quello che danno i ragazzi. È una giuria formata da 7 persone, con un presidente, e Agata oggi ci dirà insomma qual è la giuria di qualità di quest'anno, che ovviamente tutti voi ragazzi incontrerete. Appunto, la giuria di qualità di quest'anno è formata dal presidente Pietro Sermonti, poi dall'attrice Clizia Fornasier, dal cantante e attore Attilio Fontana, dall'attore Adelmo Togliani, dalla critica cinematografica e dirigente scolastica Anna Maria De Luca, dall'assistente camera Unit Manege Nevio De Conti e poi abbiamo anche l'attore Samuele Srighi. Allora, abbiamo scelto una giuria di professionisti, di persone che quindi hanno a che fare come lavoro all'interno proprio del mondo del cinema. Adelmo Togliani è attore, ma è anche regista, è anche produttore. Samuele Sbrighi, che è attore, ma è anche docente di una bellissima scuola di teatro in Emilia-Romagna, che mi piacerebbe che voi sapeste, insomma, conosceste, e quindi lo conoscerete durante l'incontro. E detto questo, Agata, c'è un video.
Eccoci di nuovo qui, quindi avete visto la giuria di qualità. In collegamento noi abbiamo l'Istituto Comprensivo Badaloni, che mi piacerebbe vedere prima di raccontare quali sono gli ospiti, Benedetta. Vediamo se riusciamo. Buonasera! Buonasera. Salve, buonasera. Ecco, vediamo immediatamente come funziona il festival. Così funziona il festival. Ci si collega e poi ci sarà qualcuno dall'altra parte, normalmente sono ragazzi molto giovani, ma oggi abbiamo... La professoressa, sono la docente di riferimento. I miei colleghi volevano partecipare ma hanno un impegno a scuola. Ecco, una delle volontarie, come abbiamo detto all'inizio del Sono rimasta festival. io, sfortunatamente l'unica libera e quindi l'unica che ha potuto partecipare. Allora, a noi fa molto piacere che tu sia qui con noi, tu sei un rappresentante, insomma, degli insegnanti che hanno desiderio di fare questo percorso e di formazione sicuramente, che poi fate voi, perché noi diamo un po' di indicazioni, ma poi dovete lavorare voi con gli studenti. E ti do del tu perché penso tu sia Sì, molto giovane. assolutamente. E quindi, cara professoressa, noi ci vediamo dal 13 in poi con tutte le Grazie attività. mille. Grazie mille. Grazie. Allora, Benedetta, chi saranno? Perché noi, appunto, il festival prevede la visione dei film, l'incontro con i registi dei film, che è una cosa che è quasi deve essere fatta dagli studenti, perché poi siamo curiosi di sapere cosa pensano loro dei film che abbiamo scelto e penso che i registi abbiano voglia di sapere quali sono le idee, i pensieri che emergono da questa cosa. Benedetta, Esatto. raccontaci invece tutti gli altri incontri che faremo. Ce ne saranno molti. Gli incontri sono sì sul sociale, dicevamo, ma sono anche incontri un po' tecnici, un po' di comunicazione. Vai. Sì, e come ospiti della 13ª edizione abbiamo Eugenio Cesaro, è un cantautore e cantante di Eugenio in Via di Gioia, Pierluigi Saffiotti, cuoco, Mirko Cannella, attore e doppiatore, Enrico Tamburini, conduttore televisivo, Alberto Bosco, logotenente comando dei carabinieri Di Vittorio Veneto. di Vittorio Veneto, Emanuel Gaetano Forte, regista e attore, Esther Barel, esponente del Friday for Future, Giorgio Stammati, cantautore, e infine Mariangela Rossini, produzione manager coordinator. Allora, questi sono i nostri ospiti. Ovviamente, come dicevamo, faremo un incontro appunto con Adoces, ma sì, volevo dire due cose. Allora, perché Mirko Cannella, Pierluigi Saffiotti, ovviamente Eugenio in Via di Gioia, però sono tutti personaggi non solo molto molto giovani, ma anche molto molto forti nei confronti degli argomenti che noi tocchiamo. E quindi ecco, sarà molto interessante riuscire a colloquiare con loro. Emanuele Gaetano Forte e Giorgio Stammati invece lavorano un po' assieme. Emanuele Gaetano Forte l'abbiamo conosciuto molto tempo fa, era un regista che ha vinto uno dei festival di Vittorio Veneto, il WW Film F, e ovviamente gli altri sono anche dei tecnici, quindi vedrete insomma un po' tutto quello che succederà. Ci sarà questo incontro molto interessante sulle problematiche invece legate un po' all'età dei ragazzi a cui noi facciamo riferimento, proprio con il luogotenente, perché ne abbiamo parlato molto con il luogotenente quando ci ha incontrato e realmente bisogna trovare la soluzione giusta per chi si sente un po' in difficoltà in questo mondo e in questo periodo. Detto questo, ovviamente abbiamo praticamente finito tutto il festival, no? Manu, siamo stati dentro ai tempi che diceva Emanuele, penso, perché Emanuele diceva mi raccomando,
non una cosa troppo lunga, e mi ha fatto così. Adesso io accanto a me vorrei Giacomo. Certo, dovete fare il cambio. Lasciagli il microfono, deve parlare. Perché il festival non solo prevede appunto l'attività con i film, con i registi, gli ospiti e tutti quelli che insomma convogliano, ma c'è anche un'attività pratica. Voi sapete che esiste nella scuola un'attività che deve essere fatta, che si chiama PCTO, che è un percorso per l'ex alternanza scuola-lavoro, insomma quella che potrebbe essere l'introduzione a un mondo del lavoro per i giovani, che ovviamente non si fa in prima, non si fa in seconda né in prima superiore, ma in seconda superiore. Alcune scuole l'attivano già dalla terza superiore. Uno di questi è Giacomo, e Jackie è uno dei ragazzi che appunto farà il PCTO. È logico che nel caso nostro Giacomo ci conosce, fa il volontario, è sempre qui, condivide con noi le pasta asciutte a pranzo, perché quello che possiamo dare ai volontari è questo. E ovviamente, ecco, quindi insomma, questo è un po' quello che succederà, cioè quello di aprire a tutte le scuole superiori la possibilità di fare il PCTO. Cosa prevede il PCTO fondamentalmente? Poi Jackie vi dirà tecnicamente come verrà gestito brevemente. Il PCTO è un'attività che prevede che i ragazzi appunto degli istituti superiori partecipino in modo più attivo a tutta l'attività del festival e dovranno ovviamente produrre una serie di materiali, soprattutto video, ma anche cartacei, che poi ci invieranno, che poi noi inseriremo all'interno di un drive particolare in cui ci saranno tutti i commenti dei film, eccetera, eccetera. Quindi dovranno lavorare per classe o per gruppi classe su alcuni temi che noi diamo. Sì, noi poi organizzeremo una riunione con gli insegnanti per organizzare anche il lavoro con gli altri ragazzi e con tutte le scuole che hanno attivato la convenzione con il PCTO del festival. Fine. Detto questo, mi pare di aver detto tutto sul festival. Non so, adesso io sto guardando dietro le telecamere, se qualcuno ha da dirmi qualcosa in più che devo dire. No, vedo che nessuno. Però il sindaco potrebbe venire almeno a dare un saluto a tutti i ragazzi. E così, visto che faccio parte, io mi dico sempre, faccio parte dei giovani volontari, perché noi facciamo tutto volontariamente, senza avere nessun tipo di... ecco, ve lo diciamo per essere chiari, soprattutto con tutti. È una grande passione quella del cinema. È una vera e grande passione che abbiamo tutti noi e che hanno tutti i ragazzi che voi avete visto oggi e che vedrete poi in futuro man mano nel festival. Nessuno di noi lo fa con qualche riscontro economico, anzi alle volte c'è qualcuno di noi che ci rimette i soldi proprio per i festival. Quindi ecco, quello che è importante dirvi è che questo tipo di attività noi speriamo vivamente che in futuro si trasformi in qualcosa di più economicamente importante, ma in questo momento questi sono i volontari: Manuele, io, Beatrice, Giacomo, Iris, Agata, Benedetta, e poi ho Alessandro dietro, poi ci sono tanti altri, Luca Tonon, Alessandro Furlan, insomma ce ne sono tanti che girano attorno. Questa è la bellezza di questo festival. Noi vi accogliamo come nella nostra, tra virgolette, sede e stiamo insieme un mese. Quindi questo è. Allora, il sindaco di Vittorio Veneto noi dobbiamo ringraziarlo, perché ci sono state tante difficoltà, ma lui ci è sempre stato vicino. Buonasera a tutti, intanto un grosso saluto da parte dell'intera città di Vittorio Veneto a tutti coloro che ci stanno sentendo.
Io ero venuto soltanto per imparare, per sentire qual era l'impostazione di quest'anno e non posso che rinnovare i miei complimenti per l'organizzazione, per la passione, per il sacrificio anche che questi volontari esprimono, e sappiamo tutti che il mondo oggi non andrebbe avanti senza i volontari. Quindi è d'obbligo per me ringraziarvi per quello che fate. Per quello che mi consta, l'amministrazione sarà sempre al vostro fianco, cercheremo di camminare assieme, che sappiamo tutti che assieme si fa più strada. Buon lavoro. Grazie Sindaco. Arrivederci a tutti. Grazie. Allora, finiamo qua. Manuele, dimmi se può essere il momento di chiudere. Sì. E noi ci vediamo dal 13 di novembre. Ovviamente abbiamo già detto che faremo un incontro con tutti gli insegnanti partecipanti, quindi vi arriveranno tutte le sarete bombardati dalle nostre mail, dalle nostre newsletter, da tutto quello che insomma produrremo. Quindi ci vediamo un po' prima con gli insegnanti e ci vediamo invece con i ragazzi dal 13 di novembre. Buone settimane pre-festival e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti. Grazie e buona serata. Chi è?